Ecco, Assessore, l'estate è finita, ieri si è chiusa la stagione estiva con la festa di San Calogero, un bilancio sicuramente positivo. Cosa è emerso in questo periodo estivo? Il vostro comune ha organizzato tantissimi eventi, l'Enel vi ha fatto anche da supporto attivo e fattivo, insomma un bilancio? Ma il bilancio è sicuramente positivo, abbiamo avuto il contributo dell'Enel, dell'Italcal e di qualche altro sponsor locale che ringrazio diciamo, per l'affetto che ci ha dimostrato nei confronti della nostra cittadina. Il bilancio è sicuramente positivo, la gente ha partecipato massicciamente e sono stati capaci di mantenere alta quella che è la realtà di questo Paese, una realtà che ha avuto sempre uno sviluppo diciamo primario nell'ambito della nostra provincia di Agrigento. E questa manifestazione, dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di fermo, i cittadini hanno voluto proprio dimostrare quale grande voglia di uscire di casa avevano e lo hanno dimostrato essendo presenti in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un cartellone diciamo, più o meno soddisfacente perché naturalmente le risorse non sono state tante, ma diciamo che abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce sociali e tutte le fasce di età, dai più piccini ai più grandi. Ci auguriamo il prossimo anno di fare ancora del meglio per il nostro Paese e contribuire realmente allo sviluppo della nostra cittadina. So che lei come Assessore ha in cantiere diverse iniziative, se magari ce ne vuole anticipare qualcuna? Sì, ci sono intanto della promozione turistica di questo Paese, valorizzare sempre di più le nostre spiagge, valorizzare tutto il nostro territorio. Anche stamattina siamo qua presenti, stiamo inaugurando questo centro culturale intitolato al nostro compianto Andrea Camilleri, che è una importante possibilità di promozione, di indirizzo ai turisti, di promozione culturale, di promozione del territorio, dei nostri usi, costumi ed anche del nostro cibo. Ci auguriamo che mettendo anche le persone competenti che riescano a parlare anche le lingue possano dare un giusto indirizzo ai numerosi turisti che approdano nel nostro Paese, così come per ogni anno.